Voglio una vita spropositata, voglio una vita come quella di Ariani, voglio una vita... Oh, salve Gaspare. Buongiorno commissario. Tutto il giorno che ti cerco, dove sei stato? No, dove è stato lei? A parte il fatto che non l'ho mai vista pettinata una volta io. Non sono pettinato? No, neanche un po'. Cosa ha fatto i capelli? No, sono andato a mangiare a mezzogiorno da mia zia. E cosa è successo? E mi ha servito il brodo. Ho commesso l'errore di dirgli, buono, che brodo è? E lei, Yabi! Tutto così. E il brodo? Ah, il brodo, ho detto... Dato via. Ha detto via il brodo, adesso cammina il brodo. Il brodo, giuro, ero presente io, il brodo ha detto, questa qui ogni volta urla, si è trasferito, ha detto fa il minestrone in Perù. In ogni caso vorrei tanto sapere lei questa settimana che intenzioni ha. No, ti cercavo oggi, perché siccome mi hanno scritturato per una nuova serie di telefilm, sì? e allora volevo appunto un'altra? Sì, è un'altra storia. È bella questa storia qui? Ma è bella, è la storia di un, come si dice, di un veterinario rinsavito che prende e va a fare le vacanze alternative in un camping. E come si intitola questo telefilm? E la Pep che canadesi sul Montenegro, si chiama, sì. È un telefilm e lei vuole fare la prova. Sì, no, perché mi devi dare degli aiuti che... Ah, certo. Allora, partiamo dall'inizio del telefilm. La sceneggiatura si apre col diavolo... Ma che siamo nel camping? Lei ci deve arrivare al camping. No, ci stiamo Il commissario Zuzzurro sta per partire da casa sua con la sua diabolica macchina. Tutte le volte devo andare sul... Ma no, sono già lì, sono. Il commissario Zuzzurro deve andarci nel camping, quindi salga sulla sua macchina che tutti sappiamo che si chiama Prinzinca, la diabolica Prinzinca del commissario Zuzzurro. C'è uno solo al mondo che c'ha la Prinzinca. Il commissario Zuzzurro. Che culo che ha. Allora, salga sulla Prinzinca. Salgo sulla Prinzinca. È pronto a partire. Sono pronto a partire. Invece no. E invece non perché parto. Io non ho mai visto Fantomas andare al camping. Lei come fa a entrare in una macchina? D'accordo la portiera che poteva essere aperta, sì. Ma la macchina è in un box? Nel box? Di solito la posteggio fuori. No, è posteggiata nel box, quindi adesso lei, siccome la Prinzinca è qua, il box è tutto attorno, tiri su la saracinesca. Della Prinzinca? No, del box. Dove c'ha la saracinesca? Di dietro? Non so, la Prinzinca magari ce l'ha anche nel baule, dove può averlo? Commissario, il suo box si apre da davanti come tutti i box del mondo. I commissari del mondo non si aprono davanti. No, si aprono vabbè. Dunque. Tiri su la saracinesca. Un attimo, non è chiusa a chiave? Cosa? La saracinesca? No. No, la lascio libera che un domani uno volesse rubarla, è già aperta. Scusi, ma devo aprire la... Saracin. Cos'è questa qui? Un box arabo? No! È la Saracin. Ah, la Saracin. Saracin, esca. Vabbè, vado. No! Quando è chiuso fa Saracin. Poi quando uno può passare dice esca. Ah, ho capito. Ha capito? Grazie. Prego. Forza, apra la macchina. Commissario, non facciamo notte nel box, per cortesia. Ci ha già fatto notte la macchina, ce la facciamo anche noi, no? Bisogna che ci metta un po' d'olio. Ho provato con uno, ma era vergine e non ci... Lo sapevo, ho bucato le chiappe. Non ha bucato le chiappe, adesso per cortesia. Adesso cosa si fa prima di partire? Cosa si fa prima di partire? Cosa si fa? Non lo so. Si carica la macchina! Si carica la macchina! Ma lei l'ha già caricata? L'ho già caricata, allora perché devo caricare la macchina se l'ho già... Quando l'ho caricata? Quando è che esco? Quando è che l'ho caricata? Scusa. Quando l'ha caricata? Sì, messo qui. Cosa c'ha? E qui c'ho lo scaffale delle bottiglie nel box, dimmi. Commissario, salga in macchina. Salgo in macchina. Lei ha già la macchina pronta. È già caricata. Lei adesso entra bello tranquillo. Ho già fatto anche il pieno. Ha già fatto anche il pieno. E siamo a posto. È a posto, lei è pronto a partire, lei è la sua papparuga. Che papparuga? È il suo animale domestico, la sua papparuga. È morto settimana scorsa, me l'hanno ucciso la papparuga, me l'hanno uccisa. La papparuga non può morire. Si era morta. No, perché è coprotagonista, quindi non può morire la papparuga, no? A parte che è un'araba papparuga. È un'araba che ci sia, ognuno lo dice, dove ruga nessuno lo sa. Quindi una papparuga misteriosa, non muore un protagonista in un telefilm. Io sono coprotagonista con una bestia? Sì, lavoro con due bestie. Perché? Allora. La papparuga c'è. Commissario, no, per cortesia, adesso vuole partire o no? Un attimo, ho detto il pieno lo faccio e giro la chiave.
Deve aver mangiato troppo ieri sera, sta vomitando sta macchina. Cosa c'è? Scusi, commissario, io non vorrei farmi i fatti suoi, ma lei è sicuro? Lei è assolutamente sicuro di aver fatto tutto quello che deve fare per partire? È sicuro? Sicurissimo. Ha controllato tutto? Tutto ho controllato. Motore, tutto quanto? Tutto. Ha fatto tutto? Oh, faccio il pieno, ho fatto tutto. Ma che pieno? La Prinzinca mica va a benzina! Come non va a benzina? La Prinzinca non va a benzina! Con Va, che- molla! Va? Cosa? Guarda, pieno di molle. Cioè, La carichi! ma non l'ha già caricata prima? Ma se lei non carica la molla, la Prinzinca non parte più. La sua splendida Prinzinca cabriolet fuori strada. Non era nel box. Allora dimmelo, vai fuori in strada o vai nel box? Lei va in un camping come ci va? Con la Prinzinca normale? Ci va con la Prinzinca cabriolet fuori strada, disegnata da un famosissimo stilista. Zagasso. No. Bersone. No. Da chi è disegnata? Pomponazzi. Ecco perché l'ha fatta molla. Smolla, smolla, smolla. Basta, aspetta, prima che si... È andato. È partito il commissario per la strada, forza sono già uscito dal box. Cosa fa? Secondo te mungo una mucca, cosa sto facendo? Non lo so, Guido. Commissario, lei sta uscendo da un box, è su un fuoristrada e va dritto. Lei c'ha tutte le cunette sotto. Non sente? Dos. Cunette. Collin. Sì, Monte Bianco, l'Everest. Commissario. Facciamo di tutto Per qua. cortesia, cerchiamo di... Pronto? Sì! Non è colpa mia! Lo so che mi cercavi in strada, sono fuori strada! Ti giuro, guarda, mi è rimasto un addosso qui. Sì, ce l'ho qua la brioche! Ti ho detto di sì, va bene! Ciao! Pensa a te! Cunette, dos. Cunette, dos. Attenzione! Un guado. Quando? Davanti alla Prinzinca, un fiume impetuoso. Il fiume? È anfibia la Prinzinca, Ti giuro. giuro. Cioè io entro nell'acqua E non si vede niente. È anfibia, la sì, Prinzinca è è anfibia. è un fuoristrada. Pronto, centrale! Sì, vado nel guadio. No, nel guadio. Sì, ce l'ho qua la brioche! Sì, la tengo sollevata così non si bagna. Va bene. Scusi un attimo. Ecco, lo sapevo. Cosa? No, niente, ha fatto così, è venuta fuori la marmellata. Sì, va bene. Salve. Vuole andare avanti? Sì, il guadio. Sguadazzi. Guardazzi, guarda che bello, sguadazzi. Hai capito? Fa sguadazzi. E l'acqua improvvisamente riempì l'abitacolo della Prinzinca. Scusa Gaspare, ma non avevi detto che era anfibia, è entrata dentro tutta l'acqua come fai? Commissario si ricordi, anche Pomponazzi può sbagliare. Chi poteva comprare la macchina sbagliata? L'unica del Pomponazzi? Quel pirla di sussurro che adesso ti ritrovi in mezzo al fiume. C'è una gara di motoscafi sul fiume. Sguiso, scinautico. Sguiso. Si alza il passaggio a livello, può Nel ricominciare. fiume il passaggio livello? È un telefilm surreale. Ah, io invece pensavo che fosse uno squalo. Ho visto passare una invece era il comignolo del treno che andava. Commissario, si Pensa te. alzi, che è già arrivato nel tempo. Guarda che sta negando. Chi è che sta negando? Il capostazione. Il capostazione della nega. Cerchi di... è nel camping. Il commissario al sussurro... Pronto? Centrale, sono nel camping. Nel camping. Sì, sono arrivato finalmente. La Prinzinca l'ho lasciata nel fiume. Sì, così si lava e risparmia. Vabbè, ce l'ho qua la brioche! Va bene, Un salve. mese. Oh, sono nel È camping. in un camping tutto pieno di canadesi. Oh, c'è finalmente del sesso. Pieno No, commissario, non le canadesi. Le canadesi, ma le tende. di... Ah, tende canadese. Monti la sua tenda canadese. È capace di montare una canadese o no? Non so, ho provato con le altre, i canadesi non... Ah, cioè, no, la tenda. Scusi. Uno dice, sai, è in vacanza, dice monti le tende. Ma lei è arrabbiato, commissario? No, sto spettinato, è diversa.
Allora, monti la sua canadese lì, forza, la apra. La apro. Apro la canadese. Rovesci. Srovesci. Stand. Stand. Dove va? Basta, adesso la mette Me su. l'hanno venduta lunga, me l'hanno venduta. Commissario, adesso la metta su con i paletti e pianti le corde e i paletti, forza, si sbrighi. Allora. Ci sarà mica qualche bestia strana qua, eh? Scusate. O io faccio così, te fai il rumore giusto perché do la martellata, il rumore arriva dopo, il chiodo fai allora. È venuto via la corda. Ah, sentivo un rumore, mi sembrava. Non ho dato il colpo, ti ho fregato, hai visto che ti ho Lei non fregato? può fregare così la colonna sonora, vada avanti! Ah, lei mi ha fregato? Basta, Quella là. sempre quella là, eh? Questa. Ah, questa. Dormo all'aperto. No, lei dorme nella canadese. Non ci riesco a dormire nella casa. Faccia un piso nella canadese. Vabbè, entro nella tenda. È già montata, Ma cosa fa? come la panna. Ma cosa fa? Sono nella canadese. Commissario, una canadese come si fa a stare in piedi? Le canadesi sono alte così. Sì, ma io non la so montare, l'ho montata per così. No, nella montata giusta e sta sdraiato. Fuggito il paletto. Buonasera. Salve. Cosa fa? Salve. Oh, benvenuto anche lei. Guardi che è una canadese Sì, no, non è- singola, è una non è- canadese singola. C'è una festa, non è Ma in che ritardo. festa? Come festeggi una festa in una canadese singola? Ho invitato tutti i miei amici. Ma quali amici? La talpa, il serpente, il ranocchio. Non ce n'è di animali in Non questa ce n'è. canadese. Non ce n'è. Pubblicità. Eh? Deve fare la pubblicità. Anche nella canadese? Nella canadese. Digli che sono uscito. No, guardi che c'è il commissario. Pubblicità, abbiamo lo sponsor. Commissario, Qual è? ma lei è Boscio, è Boscio. Moscio, sono andato a montare la canadese. Guardi che a casa si fa crunce, cambia canale. Ah, sì. Certo. È sulla pubblicità. Certo. Dimmi. Allora, Sì. abbiamo lo sponsor. Qual è? È quello della SIP che Oh, che è quello? Sì. Va bene, faccio veloce però. Sì, Che faccia devo veloce. tornare a dormire nella canadese. Forza. Veloce. Telefoni. Pronto, centrale? Sì, sto facendo... ma no, No, la deve- canadese l'ho montata. Non deve telefonare in centrale, deve telefonare dall'altro capo del mondo, Ah, sì. Un attimo, centrale, si sposti dall'altro capo del mondo che le telefono lì. Sì, c'era qua la brioche! Salve, salve. Telefona a New York. Che cacchio telefono a fare a New York? Deve dire, telefona a New York. Perché devo telefonare a Perché New York? telefonare a New York costa come offrire una bottiglia di champagne. Che mi frega, bevo lo champagne e non telefono a New York. Commissario, ma che pubblicità è? Lei deve fare la pubblicità alla SIP che se le... Telefona a New York e dica che è dello champagne. Pronto? È New York? Sì, mi porta dello champagne? Ma che mi porta dello Che champagne? non arrivi caldo. Ma non arriva a caldo, commissario, lei deve dire che ho telefonato a New York. La signora Gina non sa che telefonare a New York costa meno che comprare una bottiglia di champagne oppure di mandare delle rose a Francoforte. Telefoni a Francoforte. Per me la Gina la piccionano sempre. Telefoni a Francoforte. Telefono a Francoforte. E dica delle rose. Pronto? È Francoforte? Delle rose? Ah, non è casa delle rose? È casa Krauti? Abbiamo sbagliato. Un attimo, le faccio al mio amico. Cosa le dico? Sì, e te la faccia da Wilster, cosa vuoi? Commissario, lei deve fare questo. Sì, telefono, Francoforte. Deve telefonare e dire che telefonare costa poco, va bene? Trovi una frase e la dica. Va bene. Telefoni a Tokyo se vuole. Telefono a Tokyo A adesso. Tokyo. Con Corezzo, Tokyo. Pronto, Tokyo? Telefonare costa poco. E lo so che lei non costa un cacchio perché telefono io. Sì, questo lo so. Sì, lo so, ma cosa gliene frega lei? Sì, Istelos! Sì, Istelos! T'ho detto di sì! Ma cosa tu sei celos? Cosa vuol dire? Ma stiamo parlando in giapponese. Ma cosa sta dicendo? Ma ha chiesto una cosa e gli ho risposto, Istelos!
Ma Dios, cosa vuol dire? E ce l'ho qua la brioche! Senta il commissario, si alzi in piedi, per favore! Guardi! La canadese è sparita! Meno male! Cosa meno male? Ci stavo scomodissimo nella canadese. Si apposti sul ramo dell'albero e cerchi di cuccare il malvagio che gli ha rubato la canadese. Che albero è che crescono addirittura fatti i rami a forma di sedia? Commissario, lei adesso salga sull'albero, chip e chop. Agile come uno scoiattolo, il commissario Zuzzurro salì sull'albero. E adesso si mette in agguato. Dai, faccio l'agguato. Deve fare l'agguato. Mi metto... faccio... E il commissario Zuzzurro si mise in agguato. Fine della prima puntata. Oh! Come fine la prima puntata? Fine della prima puntata. No, cioè, secondo te passi qua mercoledì prossimo e io sono sempre qui? Non ho capito. Commissario, è finita la prima puntata. E mi metti su un albero in agguato? Commissario, è finito, cosa devo fare io? Non poteva finire mentre dormivo, no? No, finisce mentre lei è in Quando agguato. finisce la prima puntata con Zuzzurro? Quando è in cima un albero. Certo, Che è in culo agguato. che ho. Sono in agguato. Fine della prima puntata. Vabbè, allora venga giù, cosa fa l'inconciato così, con le zampette così, in sta maniera? Niente, oggi non sapevo cosa fare, ho detto, te, faccio il pirla su una sedia. Cosa vuoi che faccia? Sono in agguato, Cosa sono. sta? Venga via, si molli. È 10 minuti che lì con le mani così. Andiamo. E cosa fa così? Stai a 10 minuti con le mani così, che ti vengono i crampi, che se adesso vado in trattoria e mi dice, lei mangia gli spaghetti, sì, vuole la forchetta, no, li mangio così, li mangio. Stia a sentire, commissario, guardi, facciamo una roba. Io la riporto a casa stanotte, la riporto sul mio mezzo e lei viene via, ok? Sì, vengo via. È preparato? La porto col Sì, mio... pronto? Sì, ti ho detto di sì, ce l'ho qua la brioche! Ce l'ho qui, va bene, d'accordo, no, ero sull'albero in agguato. Sì, come un falco che aspetta la tortorella. Va bene, salve, salve. Io la porto con me di nuovo a casa e finiamo la prima puntata in bellezza col mio elicottero portatile. Però guardi che lei sale sul mio elicottero solamente se mi dice perché tiene la brioche in quelle tasche. Perché di qua c'è il sacco a pelo. Non posso mettere la brioche e il sacco a pelo. Quale sacco a pelo? Questo è il sacco e questo è il pelo. Un Commissario, domani non dica pacchetto freddo. fesserie. Io sono a posto. Andiamo sull'elicottero, va. Andiamo.